Il CPA di Agrigento, qui presso la sede dell'Istituto Quasimodo, oggi è coinvolto in questa iniziativa Convegno provinciale sul bullismo e cyberbullismo, un utilizzo consapevole e sicuro del web, che vede la partecipazione di tante rappresentanze scolastiche delle scuole di Agrigento. Un po' una sintesi di ciò che è stata l'azione mirata appunto a informare i ragazzi su questo grave problema che interessa tanto le giovani generazioni. Questo è l'aspetto conclusivo di tutto un anno di lavoro. Questo convegno scaturisce da una serie di incontri che il gruppo del bullismo, del cyberbullismo provinciale, diciamo, il lavoro che ha fatto. Ecco, questo è il momento in cui gli attori principali saranno i ragazzi. Noi siamo stati in diverse scuole della provincia, abbiamo il tema, l'abbiamo affrontato, discusso sia con i genitori, con i docenti, con i ragazzi, poi i ragazzi hanno fatto dei lavori e oggi, bene, come vedete, qui abbiamo più di 30 scuole, abbiamo più di 400 ragazzi che sono qui, bene, bellissimo. Oggi gli attori principali sono ragazzi, mi auguro che continuando a parlare di questo problema lo si capisca meglio, lo si affronti meglio e questi ragazzi possono capire che quello che è in rete, quando talvolta facciamo un'offesa in rete, non è che perché non siamo visti o perché non ci individua nessuno visivamente, ma veniamo individuati lo stesso, bene, quello è un reato e quindi non solo è un reato ma fa molto più male rispetto al bullismo classico a cui eravamo abituati, perché in rete 1 milione di persone, un numero infinito di persone possono vedere, diciamo, quello che avviene e quindi talvolta la ragazza o il ragazzo non riesce a resistere. Ecco, cerchiamo di riflettere tutti, questo io penso che sia una giornata di riflessione per tutti ed è importante avere qui questa grande presenza. Un'interessante iniziativa oggi, questo convegno provinciale su bullismo e cyberbullismo, che vede coinvolti tanti studenti ma anche tante strutture scolastiche. Ecco, il vostro impegno qual è stato durante tutto l'anno? Sì, noi ormai è da diversi anni come ufficio scolastico provinciale, ufficio quinto, come gruppo provinciale sul bullismo, che cerchiamo di parlare sempre più attraverso incontri che facciamo proprio presso le scuole, ma anche attraverso la somministrazione di questionari che riguardano, rivolti non solo ai genitori ma anche ai docenti e al personale di tutta la scuola. È da qualche anno che ormai cerchiamo, soprattutto con il convegno conclusivo, di dare voce ai ragazzi e quindi noi non presenteremo le attività proprio ufficialmente come facevamo prima con il risultato dei questionari del lavoro, ma stamattina ci saranno qua una serie di prodotti multimediali realizzati nelle scuole che riguardano proprio il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, ma soprattutto per cercare di far sì che ci sia sempre più un uso consapevole e sicuro del web. Sappiamo quanti rischi ci sono, quante situazioni purtroppo difficili, per non dire molto pesanti a livello nazionale si sono verificati. Devo dire che nella nostra provincia per fortuna non si sono verificati casi di omicidio, suicidio, per cui questo per noi è importantissimo. Io devo ringraziare fortemente il dottore Zarbo, la dottoressa De Felice, che hanno creduto come ufficio a tutta questa nostra attività, nonché tutti i componenti del gruppo provinciale sul bullismo e in particolare il dirigente scolastico Sandino Lapresti, che stamattina ci ospita proprio nella sede staccata del CPA di Villaseta e quindi un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in questa attività che portiamo avanti da diversi anni. E naturalmente un grazie a voi emittenti locali che siete sempre presenti a tutte le nostre iniziative. Un'interessante iniziativa, un convegno provinciale su bullismo e cyberbullismo che vede coinvolto l'ufficio scolastico ma principalmente tanti studenti delle scuole agrigentine. Non è il primo anno che viene fatto questo convegno, perché sono anni che ormai l'ufficio scolastico provinciale, insieme con le istituzioni scolastiche, è fortemente impegnato nel dare consapevolezza ai ragazzi per il bullismo prima e per il cyberbullismo oggi e per renderli sempre più consapevoli dei danni che questo può portare.